Settima e conclusiva corsa, IWS, Amber TR, Aurora Clemar, Asiago Light, Aragon Nal, Argentina Lux in prima fila, Alex Trio, Ademosken, SM, Azzurra Gadda, Liseo Griff, Adrenaline Go in seconda. Favori per Aragon Nal numero 5, Antonio Di Nardo, che fila subito in testa. In poche battute ha sbagliato invece il numero 7, scusate, Alex Trio. E così in vantaggio si presenta Aragon Nal, all'esterno c'è Argentina Lux che poi si ricava posto alla corda in seconda posizione. Dopo 200 metri in 15,5. In vantaggio numero 10, il favorito Aragon Aliseo Nal. Griff, squalificato. Seconda posizione si mantiene Argentina Lux, poi Aurora Clemar in terza. Se ne vanno i primi 400 metri di gara, c'è intanto più indietro IWS. Numero 7, Alex mentre Trio, a largo cerca di squalificato. progredire Azzurra Gad. La squalifica per Alex Trio, intanto i 600 se ne vanno in 47,6 con leader sempre Aragon Nal che cerca di moderare sensibilmente il ritmo a questo punto. Siamo al passaggio davanti alle tribune, tatticamente non cambia nulla. C'è il tentativo in terza ruota anche di Adrenaline Go. Intanto 1,3,5 per gli 800, fin qui ha portato a spasso la compagnia Antonio Di Nardo con Aragon Nal che conduce anche al completamento del chilometro nella sua scia Argentina Lux, poi in terza posizione rimane Aurora Clemar, all'esterno si impegna sempre Azzurra Gad. Chilometro in 1,19,3 a 500 dalla conclusione, Aragon Nal a questo punto accelera. Azzurra Gad si impegna a lato di Argentina Lux quando siamo a 400 dalla conclusione, il parziale in 15,2 con Argentina che segue direttamente Aragon Nal che va via ancora bene. In vantaggio a 300 dalla conclusione, Aragon Nal cerca da lungo, 9, i due si staccano. Squalificato. In terza posizione rimane Aurora Clemar, retta d'arrivo con Aragon Nal in vantaggio, Argentina che segue. Più indietro è Aurora Clemar, finale con Aragon Nal che controlla la situazione. Numero 2, e vince su Argentina Lux, terzo posto per Aurora Clemar, 1,17,2, 29,4 a chiudere. Aragon Nal ottiene così la prima vittoria in carriera su 21 corse effettuate. Antonio Di Nardo in sediolo per il training di Lamberto Barbieri. La quota al totalizzatore di 1,95. Andiamo a rivedere le immagini. 5, 6, 3, l'arrivo della settima corsa Arcoveggio. È tutto per questo convegno di corse, l'appuntamento è per martedì 6 ottobre.